L'Enea è un ente importantissimo nel settore della ricerca e noi siamo la prima regione che fa un accordo di questo tipo. Abbiamo la presunzione di ritenere di aver aperto una strada importante perché l'Enea può aiutare noi, tutti gli enti pubblici, anche gli enti locali, nel risparmio energetico, soprattutto può aiutarli in quelle pratiche difficilissime in cui c'è forte competizione ma anche forti interessi per evitare che siano ingannati. Quindi ci saranno appalti pubblici in materia del settore energetico, eccetera. L'Enea darà una mano in forma neutra e tecnicamente e scientificamente di altissimo livello. Quindi noi puntiamo a una forma di collaborazione con l'Enea sempre più stretta perché è nell'interesse di tutti i cittadini. Peraltro occorre dire che siamo particolarmente orgogliosi che il commissario, quindi il presidente di Enea, sia un nostro veneto, un veronese, il professor Testa, e quindi abbiamo anche la possibilità di avere un rapporto con persone che conosciamo di grande competenza. Si tratta di uno studio particolarmente importante perché lo strumento funziona molto, dobbiamo farlo funzionare ancora di più e quindi dobbiamo andare avanti sulla strada dell'efficienza energetica perché l'efficienza energetica fa risparmiare le famiglie e le imprese che fanno questi interventi, ma poi soprattutto l'efficienza energetica può produrre anche significative ricadute sul tessuto produttivo perché la filiera industriale dell'efficienza energetica può essere una filiera di imprese italiane che hanno tutte le competenze per poter fare queste cose.